Quinta corsa, una prova per 4 anni, non vincitori di 24.000 in carriera, 8 dietro la macchina, 1 con le K del Ronco, 2 Luvius Kermer, 3 Cornelio P, 4 Chris del Ronco, 5 Cocktail Bar, 6 Camilla Jet, 7 Cardenas Baba, 8 Cézanne Griff. Macchina accelera, sbaglia Luvius Kermer, va davanti Cornelio P, attaccata all'esterno da Camilla Jet. Numero 2. Che cerca posto in seconda posizione alla Luvius corda e Kermer, lo trova. squalificato. E così Cornelio P a condurre su Camilla Jet. Quindi Cole K del Ronco, poi ancora Cardenas Baba. Di fuori si trova Chris del Ronco che si porta in scia Cocktail Bar e alla retroguardia Cézanne Griff. 14,2 per il lancio, Cornelio P che al comando completa il primo quarto in 29,5. Camilla Jet nella sua scia, quindi Chris del Ronco, poi Cole K del Ronco. Cocktail Bar in seconda pariglia esterna a precedere Cardenas Baba, quindi Cézanne Griff. I 600 metri della testa se ne vanno in 44,8. Con Cornelio P che guida il gruppo dalla posizione privilegiata al comando, Camilla Jet che è sempre nella sua scia, Chris del Ronco che coraggiosamente si impegna al largo, 59,8 per la metà gara. Cornelio P, Camilla Jet, Chris del Ronco di fuori, Cocktail Bar in pariglia, terza lo steccato, sempre con le K del Ronco, non cambia nulla. Sono sulla curva di destra e i cavalli 1,15,5 per il primo chilometro, con Cornelio P sotto l'attacco esterno di Chris del Ronco che ora diventa deciso. In terza ruota Cocktail Bar che prova a dare il parziale, si deve liberare dallo steccato Camilla Jet anticipando con le K del Ronco e ci riesce. Passa Chris del Ronco nei confronti di Cornelio P, Cocktail Bar che attacca al largo, Camilla Jet che ha trovato il varco giusto e viene in scia l'allieva di Locisano. Poi in mezzo alla pista Cardenas Baba, la piegata conclusiva passata da Cocktail Bar in 15 spaccato, entra in retta, arriva in vantaggio Camilla Jet che va all'attacco, Cocktail Bar che si difende, Camilla che attacca, Chris poi con le K del Ronco e Cardenas Baba, Camilla Jet che passa e trova lo schema perfetto per portarla a casa avanti a Cocktail Bar, poi con le K del Ronco e Cardenas Baba in foto. 29,1 la chiusa, 1,14,6 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Camilla Jet, Nando Pisacane e Paolo Romanelli per gli allevamenti Toniatti. La figlia di Maharaja e First Lady Jet che da seconda in corda trova il varco giusto al momento giusto per uscire. Nel finale brucia un valido Cocktail Bar che aveva debellato le resistenze degli avversari. Al terzo posto con le K del Ronco che chiude la terna il successo del numero 6 Camilla Jet Ferdinando Pisacane.